Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, chiede ufficialmente di conoscere i nomi di tutti i migranti. La legge sul Tribunale dei Ministri prevede infatti che venga data immediata comunicazione ai soggetti interessati perché possano presentare memorie al collegio e chiedere di essere ascoltati. È già partita una richiesta dei PM alla squadra mobile di Agrigento e alla Procura per i minorenni di Catania perché possano essere identificate tutte le parti offese, a cui inviare poi la comunicazione dell'avvio del procedimento contro il titolare del Viminale che aveva vietato lo sbarco, situazione che si è sbloccata grazie all'intervento del Vaticano, che ha deciso di accogliere molti dei migranti. Per i nuovi adempimenti si prevede dunque un breve rinvio per la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, anche perché intanto il magistrato sta completando la stesura del suo atto d'accusa contro Salvini e il suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, una relazione che sintetizza l'inchiesta fin qui svolta. Accanto alle persone offese nel processo potrebbero esserci anche gruppi e associazioni che tutelano i diritti dei migranti. Ha già presentato un esposto per costituirsi nel processo l'associazione Lega Ambiente.